Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura i dati del centro studi della CUB sui morti sul lavoro nel 2023 in Italia sono stati oltre 1400, 109 soltanto in Sicilia, sono equivalenti a quasi 30 settimane, poco meno di 4 al giorno. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti, ipotizzando il reato di rapina dietro la morte di Concetta Conti, l'anziana di 80 anni trovata senza vita ieri all'interno della sua abitazione. E di 3 feriti, di cui anche un bambino, il bilancio di un incidente stradale verificatosi oggi a Palermo. Lo scontro frontale ha coinvolto un mezzo pesante e un utilitario. Entrambi i mezzi procedevano in direzioni opposte lungo la statale 113. Pomeriggio movimentato ieri in un condominio di Mister Bianco nel Catanese, dove si è scatenata una rissa e un secondo successivo litigio nonostante la presenza dei carabinieri, 5 denunciati e un 64enne in ospedale. In chiusura il meteo, la breve parentesi di sole in Sicilia prosegue anche per la giornata di domani. Da sabato ci sarà un'inversione di rotta con freddo intenso e piogge. Nelle prossime ore le province siciliane più calde saranno Catania, Palermo e Siracusa. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.